Amici di Cantiamo Napoli, è arrivato un altro bel momento, non parliamo con un artista, non parliamo con un cantante, con un attore, con un fotomodello, ma parliamo di un mio grande amico, un grande presentatore, Massimo Ferri, che fa parte di una grande famiglia come quella là di Cantiamo Napoli, e parliamo di Radio Estasi Angri. Ciao Massimo, c'è qualcosa da dirci? La prima cosa, ben ritrovati sulle frequenze televisive dove va in onda questo fantastico programma che è il Cantiamo Napoli, che ci accoglie veramente alla grande con la famiglia di Enzo Criscolo, Alfonso Criscolo, e naturalmente venire qua è un piacere perché si ritrovano sempre dei vecchi amici. Sto qua, diciamo, come forma di ambasciatore, come si dice? Ambasciatore Non porta pena. non porta pena. Voglio dire solamente che Radio Estasi Angri organizza per il 1° maggio 2014 alle ore 13 l'8° raduno della musica napoletana presso l'Hotel Ristorante degli Amici in via Orazio 5 a Sant'Egidio Montalbino. Che bello! Sarà un bellissimo spettacolo, ci saranno 7, 8, 10 massimo cantanti che si esibiranno nell'intero loro spettacolo, dove si potrà gustare un grande pranzo. Sicuramente ci divertiremo con la professionalità che ci ha sempre contraddistinto in queste occasioni. Sicuramente presenterà il grande Massimo Ferri? Speriamo di sì, perché il 1° maggio è la festa dei lavoratori, visto che io non lavoro mai, non vorrei lavorare quella giornata. No, devi lavorare. Seguiteci. Dicono che il lavoro nobilita l'uomo, però fino a mo ci spacca solo indierino. Dicono che un uomo nasce ogni 1000 anni, non so se ce li ritroviamo in quell'arco, Sì. però vi raccomandiamo, seguiteci sui 104 e 99 700 per quanto riguarda la monofonia professionale, sul sito www.radioestasiangri.com. Noi vi salutiamo da Radio Estasi Angri, un abbraccio forte da Lello Fioretti. Cantiamo Napoli e mi raccomando, voleteci bene perché noi vi vogliamo bene. Cantiamo Napoli!